Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Eccoci tornati a Giallo Radio Club. Intanto ringrazio la nostra nuova regista Natalia Scalatelli e poi vi do i numeri per intervenire se avete voglia: 0292947222, 346 WhatsApp 670 9659. Oggi parliamo di un caso veramente strafamoso, di cui abbiamo già parlato peraltro 2 anni fa, quando iniziava il processo d'appello, che poi finì in un'assoluzione. Oggi siamo tornati a parlarne, è un episodio insomma che è accaduto ben 24 anni fa, e proprio perché parliamo di un caso così antico che si riapre in un'aula giudiziaria di nuovo con un processo d'appello bis appena iniziato il 22 ottobre, faremo poi un parallelismo con quello che sta succedendo con Garlasco, ovviamente, perché lì sono 18 anni, qui addirittura 24. Allora, di Serena Mollicone, del delitto di Arce, parliamo con Barbara Fabroni, criminologa e psicologa. Benvenuta Barbara, qui a Radio Grazie, Libertà. grazie Laura per questo invito, sono davvero onorata e grata. Oh, grazie a te. Vedremo se poi ci raggiungerà, adesso proviamo a contattarla, penso di sì, l'avvocato Federica Nardoni, che ha sempre seguito Consuelo Mollicone, quindi una delle sorelle di Serena Mollicone. Quindi adesso faccio una breve introduzione, così ritorniamo un po' a quell'epoca. Ecco, era la mattina del 1° giugno 2001 addirittura, quando Serena Mollicone, una diciottenne di Arce, che frequenta l'ultimo anno della scuola superiore, esce di casa di buon mattino dopo aver preparato la colazione a papà Guglielmo, con cui vive, essendo la mamma deceduta, per andare all'ospedale di Sora, dove ha un appuntamento fissato da tempo per un'ortopanoramica, quindi non deve andare a scuola, deve andare lì. Da quel momento purtroppo sparisce nel nulla. Le ultime ore della sua vita resteranno un mistero. Ecco, ci ha raggiunto l'avvocato, intanto la salutiamo. Bentornata dottoressa Nardoni. Buon pomeriggio. Sono molto contenta di, insomma, risentirla dopo 2 anni, dopo tutto quello che è successo, insomma. Anche per me è un piacere. Ecco, siamo qui con, non so se vi conoscete già, la criminologa e psicologa Barbara Fabroni. Vi saluta. Non ho avuto il piacere di conoscerla. Ecco, adesso vi conoscete via etere, come si suol dire nel medium caldo di McLuhan, che è la radio. Stavo facendo di nuovo una breve introduzione, dottoressa Nardoni, perché ovviamente i nostri radioascoltatori magari così hanno bisogno un po' di rinfrescare la memoria, anche se quel delitto, il delitto di Arce, è rimasto proprio impresso nella nostra memoria come il bellissimo sorriso di Serena, no? Quindi da quel momento sparisce. All'ora di pranzo il padre Guglielmo, che ovviamente l'aspettava per pranzo, non vedendola tornare, subito si attiva, inizia a cercarla lui e poi ne denuncia la scomparsa alla locale caserma dei carabinieri. E già lì poi l'avvocato Nardoni ci dirà cosa succede. Comunque cominciano le ricerche, diciamo volontari, forze dell'ordine come al solito. Non si trova fino a che il 3 giugno, quindi dopo 2 giorni, 2 volontari della Protezione Civile trovano il cadavere di Serena, purtroppo abbandonato in un luogo veramente inquietante. La località si chiama Fontecupa, verso Isola del Liri, ed è un boschetto, il cosiddetto boschetto della Nitrella, dove si trova proprio una specie di discarica abusiva, lavatrice, robe varie. In mezzo a questo ciarpame c'è il cadavere di Serena in una condizione davvero inquietante, cioè è, uso un termine terribile, però è forse quello più cogente, impacchettata. Cioè ha le mani, i piedi legati, la testa
avvolta in un sacchetto e anche tutta la parte della bocca ehm, scocciata, ecco, diciamo così, no, circondata dal nastro adesivo. Ovviamente, subito iniziano le indagini coordinate dall'allora procuratore della Repubblica di Cassino Gianfranco Izzo, dai sostituti Maurizio Arcuri e Carlo Morra. Serena, diciamo, inizia anche un calvario giudiziario. La dobbiamo fare breve, il 30, tra l'altro ricordiamoci quell'episodio, no, Barbara, non so se ricordi, ma penso di sì perché è rimasto impresso nella memoria di tutti noi, quando durante il funerale i carabinieri, Sì, hanno del preso il padre Guglielmo per pre portarlo a firmare, si dice, dei fogli. sì, C'era prima della funzione funebre, è stato proprio, ci sono andati 2 carabinieri e si è proprio visto, insomma ci sono le immagini, quindi chiaramente lì si somma il dolore al dolore, anche perché quello non soltanto c'è il trauma della morte di una figlia in maniera così crudele, ma al tempo stesso il fatto che comunque in quel momento così intimo e così doloroso un padre debba essere accompagnato. Se erano dei fogli da firmare si potevano benissimo firmare no, dopo, no? il punto E è poi lasciare il punto è che quel gesto fatto così, quale comunicazione ha offerto al pubblico? Della colpevolezza sicur di Guglielmo Mollicone. Brava, assolutamente sì, brava, infatti. E brava. quello si incide profondamente nella mente di ognuno di noi, di ogni spettatore. Infatti, avvocato, adesso chiederò a lei di ripercorrere allora innanzitutto vorrei ricordare poi che in questa vicenda ci sono c'è tanto dolore perché ci sono, a parte una famiglia devastata, 2 famiglie devastate, poi diremo qual è l'altra, anzi forse 3 anche, però ci sono anche degli errori giudiziari che sono Guglielmo Mollicone, che sono Carmine Belli, il carrozziere, che addirittura ha subito anche un processo, poi dopo è stato prosciolto perché è stato anche in carcere, perché solo aveva detto di aver visto Serena litigare con un ragazzo e poi si pensava che fosse, no, lui perché aveva una vita alquanto particolare. Ci sono stati Però depistaggi e c'è stato anche un suicidio che forse non è un suicidio. Avvocato, ripercorriamo un attimo l'iter giudiziario che è stato veramente molto, molto travagliato. nel caso di Serena Mollicone secondo me non ci sono stati errori giudiziari, ci sono state delle azioni di depistaggio Depistaggi, certo, non lo volevo abili dire, ma l'ha detto lei, ecco. messe Eh, in atto fin dall'inizio, sì, che poi hanno portato sì, ad incriminare Carmine Belli, sì. hanno portato, diciamo, hanno indirizzato il processo perché non ci fosse un colpevole, ma sono state ricostruite secondo me con dovizia e sicuramente sono attribuibili ad un'attività di depistaggio. Se voi considerate che Carmine Belli ha subito un processo ma è stato vittima di un'omessa verbalizzazione da parte del maresciallo Mottola, che è venuta fuori soltanto durante questo secondo processo, oppure il famoso bigliettino con il dentista, con l'indicazione del dentista di Serena Mollicone, privo Sì, completamente sì. delle impronte di Carmine Belli, oppure il telefono di Serena ritrovato senza le Sì. impronte di Ecco, Serena che lo utilizzava. facciamo una cosa, visto Quindi, che la gente comune non le ricorda tutte queste cose, ricordo io velocemente. Diciamo poco dopo insomma che, era stato ritrovato il corpo, forse anche prima, no prima che venisse ritrovato il corpo, il maresciallo Franco Mottola, che ricordiamolo è stato processato insieme alla moglie e al figlio in primo e secondo grado, è assolto. Poi la sì, Cassazione, così ricordiamo velocemente a che punto siamo, la Cassazione decide che ci spiegherà poi dopo l'avvocato perché, decide, di fare un appello bis, guardate un po' come Stasi, dopo Barbara magari facciamo un collegamento. Ehm, quindi adesso è ricominciato l'appello bis, sempre a Mottola, la moglie e il figlio che, sono ritenuti diciamo dalla dalla procura generale adesso irresponsabili e che sono stati assolti. Ora, il maresciallo quando ancora si cerca lui va a casa di Guglielmo, cosa fa? Chiede subito il diario.
perché si fa, è stato fatto con Iara, quando c'è una ragazza scomparsa, una delle prime cose che si fa e si dice andiamo a vedere sul diario se c'è qualcosa che ci può dire, tanto più all'epoca, tanto più all'epoca. Il diario viene consegnato, peccato che sto diario sparisce. Il telefonino peraltro non c'è, non lo trovano, non è nell'immediatezza del cadavere, non è in casa. Che strano, dopo compare sto telefonino, giusto avvocato? Quindi Sì, vedete che qui viene... ci sono delle azioni un po' particolari. Se la procura inizialmente ha posto, diciamo, l'attenzione sul comportamento di questo maresciallo, poi dopo sono venute fuori tutte le altre cose che diremo, e sul fatto che Serena probabilmente era venuta a conoscenza di qualcosa, e qui vediamo la similitudine con Chiara di nuovo, che non le stava bene, no? Serena era la conoscevano tutti come una che si batteva per la legalità contro la droga, e si diceva appunto che il figlio del maresciallo spacciava, allora si ricollegano tanti puntini. Barbara, tu come l'hai conosciuta Serena? Cioè, che profilo visto che si parte sempre un po' dalla vittimologia, che profilo possiamo trarre di Serena? Beh, guarda, io chiaramente l'ho conosciuta da quelle che sono Certo. poi state le varie cose del mainstream, ma quello che io ho avuto modo di conoscere Consuelo è stata una conoscenza breve, e la sensazione che ho avuto sin da subito, perché Consuelo era assieme a Maria Tuzzi a ricevere Sì. un premio a Roma, ho avuto la sensazione di una famiglia normale, tranquilla, una famiglia con dei sani principi, e credo che lo stesso Serena, la vediamo anche dalla foto, questa ragazza anche integerrima, comunque lei cercava la legalità, come hai detto tu, era alla ricerca comunque della trasparenza, e sappiamo che a Arce in quel periodo c'era un giro importante anche di spaccio di droga, no? E lei comunque era un po' la paladina della giustizia, e questo credo che rifletta molto anche quello che è la famiglia. Noi l'abbiamo anche conosciuto, è emerso anche dal docufilm che è uscito, mi sembra il 22 di ottobre, in cui emerge questa famiglia molto unita, molto legata. Sappiamo che avevano perso la madre, ma sappiamo anche che il padre Guglielmo ha combattuto fino all'ultimo, fino a che purtroppo non è mancato, e ha portato avanti questa battaglia nonostante tutto, nonostante anche, come abbiamo detto in apertura, quell'evento al funerale della figlia. E quindi tu pensa alla forza, no? E questo ti dà proprio l'idea di una famiglia solida, di una famiglia legata, di una famiglia con dei sani principi, e credo che Serena quello ce l'ha dimostrato. Peccato che non abbiamo il suo diario, perché credo che lì sarebbe emersa questa sua integrità, no? Questa sua voglia anche di portare avanti la sua battaglia, certo la battaglia di una giovane ragazza, però comunque già aveva le idee chiare e sapeva dove voleva andare. Purtroppo poi è successo quel 1° giugno questa cosa terribile, e poi il ritrovamento qualche giorno dopo. Sì, dopo facciamo un parallelismo con Chiara, però intanto volevo chiedere all'avvocato Nardoni, ci dica un po' quali sono i punti fondamentali che poi ha riportato la Procura Generale e che, tra virgolette, inchioderebbero o comunque farebbero accendere il faro sempre su questa famiglia Mottola alla fine. Ma i punti fondamentali sono sicuramente la dichiarazione di Tuzzi e la ormai penso famosa telefonata prima di essere interrogato tra Tuzzi e la Torriero, nella quale Tuzzi sostanzialmente dice di essere preoccupato che verrà arrestato presumibilmente per favoreggiamento per quello che è successo in caserma ad Arce, per quella storia là di quella ragazza. E noi riteniamo che questa telefonata tra Tuzzi e quella che era la sua amante, unita a quelle che sono le consulenze del procuratore generale, siano un macigno, ed è sostanzialmente su questo punto che si sostanzia il rinvio della ricordiamo la vicenda della Porta, ricordiamo la faccenda della Porta che la difesa dei Mottola assolutamente cerca di sminuire. La vicenda della Porta nel 2016 viene disposta la riesumazione del cadavere di Serena, viene dato l'incarico alla professoressa Cristina Cattaneo. Ecco qui, un'altra similitudine.
la dottoressa Cattaneo riesce ad individuare nella porta l'arma del delitto, perché io vorrei ricordare un particolare che mi ha colpito particolarmente in questa storia, ed è l'efferatezza, perché Serena non è morta subito. Serena ha ricevuto un colpo contro la porta che gli ha provocato la frattura dell'arcata sopraccigliare, Brava, ed è andata sostanzialmente in coma, ma Serena è morta per asfissia brava, che meccanica è una perché cosa non è stata terribile, soccorsa per ore terribile. e ore e ore, Sì, e sì. poi di fatto ha smesso di respirare quando è stata totalmente avvolta dal nastro. E questo è un particolare che io ho sempre reputato terribile, perché in un atto di ira ci sta che uno possa dare una spinta di cui non controlla la forza, l'impatto, le conseguenze, ma poi lasciar morire una ragazza così senza soccorrerla, secondo me è l'aspetto più terribile di questa storia, Infatti, perché infatti. comunque poteva essere salvata. Senti, quindi diciamo, in questo caso è stata determinante quella, cioè vabbè, purtroppo perché nell'appello, poi sono stati comunque prosciolti? Cioè non è bastata quella consulenza, che cosa mancava e che cosa c'è adesso di nuovo? Io so che c'è una testimonianza che è stata ammessa, a parte sono stati ammessi 60 testimoni, quindi è molto importante questo in un processo di appello bis, ma c'è una testimonianza che più di altre forse potrebbe contare. Ecco, perché loro sono stati comunque prosciolti pur con quella consulenza? Sono stati prosciolti di fatto perché la Corte di Assise di Appello ha ritenuto che tutti gli indizi, che ogni singolo indizio valutato dovesse portare indicare alla colpevolezza, mentre gli indizi associati portano alla colpevolezza. Cioè, se uno prende la dichiarazione di Tuzzi, sicuramente potrebbe non arrivare ad emettere una sentenza di Bra condanna, ma la sentenza di Tuzzi, saldata alla consulenza, che ha rinvenuto infatti, nel nastro che legava i capelli di Serena sì, una particella chimicamente indistinguibile con la caldaia posta all'interno della caserma dei carabinieri infatti. di Arce, è vero che se tu li prendi singolarmente magari potresti non ritenerli estremamente fondanti, ma se li unisci Ma non scusi scappi. avvocato, però cioè è la base. Io so che comunque gli indizi devono entrare in un quadro, non capisco perché non è accaduto o perché la Corte ha ritenuto che non fossero in un quadro. C'era anche giusto mi sembra di ricordare, una foglia della pianta del giardino della caserma interno della caserma, giusto? Sì. Che non c'entrava con le foglie del boschetto. Sì, esattamente, Eh, che è stata rinvenuta sotto il calzino, perché Serena aveva i calzini all'interno degli scarponi perfettamente puliti, ad sì. eccezione di dei frammenti lignei, tra cui una foglia, che erano compatibili con la vegetazione della della caserma di Arce. Per adesso i giudici hanno riservato la decisione per quanto riguarda tutti i testi che verranno sentiti, e quindi la riserva sarà sciolta all'udienza del 19 novembre, quindi tra pochi giorni. Ma io penso che se anche non Pensa, ci dovesse essere l'ammissione del nuovo test, che però la Cassazione ha indicato come test da ascoltare, che è quindi credo che Terzigni, giusto? sicuramente L'amico sì, di Santino sì, Tuzzi. Mh-mh. sì, di Santino Tuzzi sicuramente verrà ascoltata. Secondo me gli elementi per la condanna ci sono tutti, perché Speriamo che si possa avere giustizia, no, finalmente. sicuramente, anche perché volevo dire che forse questo processo è vivo proprio grazie a Guglielmo Mollicone. Probabilmente gli assassini hanno fatto i conti senza la tenacia di Guglielmo. Ecco, torniamo Magari infatti Barbara proprio su questo. Guglielmo e Maria. Maria l'ho incontrata, a Roma la settimana scorsa ad un evento che abbiamo organizzato con Giallo, con le famiglie delle vittime, e lei mi ha detto insomma che, ha davvero, messo in campo la sua vita per questa battaglia insieme a Guglielmo.
Sì, esattamente, entrambi hanno combattuto e Maria sta ancora combattendo tantissimo, è veramente una paladina, sta portando avanti tutto questo perché chiaramente poi come figlia lei porta dentro anche questo dolore, comunque questo padre dipinto in una versione completamente diversa poi da quello che era, perché sappiamo che di fatto il racconto di Santino è un altro tipo di racconto, ma soprattutto se noi andiamo a vedere la scena del crimine, o meglio dove è stato ritrovato Santino Sì. quando si dice si è tolto la vita, Sì. capiamo che lì qualcosa sicuramente è accaduto, anche perché se non ricordo male la pistola di ordinanza con cui lui Era si è sul tolto la sedile. vita era proprio appoggiata nel sedile, quindi mi chiedo, cioè, come può essere questa cosa, come si può davvero declinare, e le cose sono davvero moltissime, e per fortuna ci sono i familiari che portano avanti questa battaglia, perché altrimenti tutto sarebbe veramente andato davvero in archivio per certi aspetti, e sappiamo soprattutto, ripeto, Guglielmo ha combattuto tantissimo, ma a lui si è sempre associata anche Maria, e questo secondo me è fondamentale, perché comunque portare avanti queste battaglie non soltanto è qualcosa che dà, diciamo così, una memoria intatta purtroppo alle vittime, ma soprattutto c'è la ricerca profonda della verità, e quello è fondamentale, il rispetto alle vittime, ma Per anche alle tutti, vittime per noi, secondarie. anche per tutti noi, no? Esatto. Ricordiamo che l'11 aprile 2008, quindi ben 7 anni dopo l'omicidio di Serena Mollicone, Santino Tuzzi, che era brigadiere ad Arce, si suicida. Poco prima era stato ascoltato dalla procura. Ricordiamo che lui, tra l'altro, aveva detto che alle 11 di quella mattina del 1° giugno aveva visto Serena entrare in caserma e non l'aveva mai vista uscire. Fu sottoposto ad un interrogatorio lungo 17 ore, vero avvocato? 17 ore, e alla fine ritrattò, poi tornò indietro, poi ritrattò, ma è ovvio perché psicologicamente era stato messo alle strette. Avvocato, lei cosa pensa di Tuzzi? Fu un suicidio, fu un'istigazione al suicidio, è stato un omicidio? È una domanda difficile Lo so. perché sulla base delle risultanze della consulenza medica Tuzzi, disposta dalla procura, Tuzzi si sarebbe suicidato. Sì. Io la mia opinione è differente perché non credo che volesse suicidarsi, ma magari si è suicidato. Comunque secondo me sia se si è ucciso sia se invece si è trattato di un omicidio non cambia molto Perché nel comunque è suo connesso quadro. a quella vicenda, vuole dire, no? Sì, Cioè non è vero sì, che si è suicidato sì, perché per pene d'amore come sì. come No, venne detto. no. Si è sicuramente suicidato per l'omicidio di Serena Mollicone. Poi se effettivamente si sia suicidato, sia stato ucciso, questo secondo me anche lì ci sono dei margini un po' dubbi nella ricostruzione della vicenda, ma sicuramente non è stato un suicidio per amore. Del resto anche diciamo la presunta amante, l'amante di Tuzzi, ha detto chiaramente che non si è suicidato per lei. Sì, anche perché non aveva motivo, dice lei. Barbara, prima di chiudere, prima della pubblicità, abbiamo 2 minuti, ti volevo chiedere, proprio da criminologa, quanto è complicato, gestire una vicenda del genere, cioè di suicidio, presunto suicidio. Spesso si parte dal suicidio e poi dopo si arriva ad altro. Beh sì, chiaramente è sempre complicato, e proprio per questo bisogna essere il più possibile legati a quello che incontriamo, a leggere bene la scena su cui troviamo questi fatti, su cui troviamo a volte le vittime stesse, e quello è fondamentale, ma non ci dobbiamo anche dimenticare poi di quello che è tutta la vita di questa persona e soprattutto quello che è il mondo di questa persona. Io insisto sempre rispetto all'autopsia psicologica, che credo sia assolutamente fondamentale, perché non soltanto si va a ritracciare l'ultimo anno di vita di quella persona che ha perso la vita o anche si è tolta la vita, ma ci dà anche degli spunti significativi per comprendere quale potrebbe anche essere un possibile, diciamo così, movente, sia perché è stata attinta, sia perché si è tolta anche la vita. Quindi noi in quel modo facciamo una fotografia dell'ultimo anno di vita e abbiamo comunque, non dico che riportiamo la persona in vita, ma abbiamo
come un'istantanea di quello che è stata la sua vita e di tutti i fili stramati della vita stessa. Questo è anche importante per le vittime secondarie, che sono i familiari, perché Infatti, comunque una risposta autentica, vera, credo che sia essenziale, altrimenti è difficilissimo poter tessere comunque le trame della vita delle persone che restano, dei familiari, e quindi resta sempre un grande sospeso quel dubbio, no? di non aver fatto tutto il possibile per portare comunque la verità a galla. Allora andiamo in pubblicità, 1 minuto e torniamo subito. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ho una cosa che mi cancella la memoria. Tratto da una storia vera. Non ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro. Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni. Hai paura? Sì. Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura. Per te, un film di Alessandro Aronadio, dal 17 ottobre al cinema. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, eccoci tornati a Giallo Radio Club, siamo in compagnia della criminologa e psicologa Barbara Fabbroni e dell'avvocato Federica Nardoni che diciamo assiste a Consuelo Mollicone, che è una delle parenti di Serena Mollicone. Avvocato, che cosa si aspetta da questo da questo appello bis? Una sentenza di condanna nei confronti dei Mottola, perché io sono fermamente convinta della loro colpevolezza e sinceramente quando penso all'iter giudiziario di questo processo penso che alla fine bisogna avere fiducia nella giustizia, perché comunque secondo me la Cassazione annullando e disponendo il rinvio del processo dinanzi ad un'altra sezione della Corte d'Assise di Appello di Roma ha voluto rimarcare la necessità di riesaminare tutte le prove, tutto ciò che è successo in questo processo, e quindi sono molto fiduciosa. Una cosa sola, poi magari se lei vuole rimanere con noi parleremo di Garlasco, ma se volevo anche chiedere qualcosa su Garlasco, se poi deve andare via ci dica pure, però volevo chiederle, ma io ho notato un po' non lo so, un atteggiamento un po' aggressivo da parte della difesa dei Mottola, che a loro volta continuano a dire che sono stati aggrediti da tutti, messi al pubblico ludibrio, cioè quasi a rimarcare questa situazione, cioè come se tutta l'Italia si fosse rivolta contro di loro e tutti, cioè non lo so, fare una specie di vittimismo però che possa poi incrementare la loro convinzione di essere innocenti. Cosa ne pensa? Non so, mi è sembrato un po' particolare questo tipo di atteggiamento, è un po' molto aggressivo, in particolare del consulente della famiglia. Sì, probabilmente è una scelta che hanno fatto, magari in questo modo pensano di ottenere ragione. Ciò che mi ha colpito sinceramente è che siano state presentate querele
nei confronti dei parenti di Serena all'esito della sentenza di primo grado, e questo l'ho trovato estremamente grave, ma anche dal punto di vista umano. Primo perché hanno querelato lo zio di Serena, che è una persona estremamente per bene, a modo, e che mai può aver fatto ciò di cui è stato accusato, ma anche secondo me bisogna collocare le parole, le frasi nella circostanza, nella situazione in cui questo è accaduto. Questo voler diventare vittime loro ad ogni costo, sinceramente lo trovo fuori luogo, lo trovo eccessivo. Cosa pensa lei di Garlasco? Visto che qui si potrebbe riaprire dopo 18, lì, vabbè, certo, qui la situazione è completamente diversa perché c'è comunque una persona condannata, una sentenza passata in giudicato, e poi c'è un tentativo di riapertura da parte di una procura, anzi di 2 procure a sto punto. Se ha voglia di dire, non lo so come la legge questa, se ci sono similitudini, insomma. Io sinceramente accolgo sempre molto favorevolmente la riapertura dei processi, perché penso che vengano fatte quando sorge il dubbio che qualcosa non sia andata nel verso giusto, perché alla fine anche nel processo Mollicone c'è stata questa riapertura delle indagini sulla base di un supporto scientifico importante. Io non credo molto all'estemporaneità del magistrato che si alzi una mattina e decide riapriamo questo caso senza un fondato motivo. Mi spaventa però il fatto che magari dovrebbero essere fatte indagini a 360 gradi subito prima di individuare come colpevole una persona. Questo un po' penso magari potrebbe succedere a chiunque di noi e non avere la fortuna di riuscire a dimostrare la propria innocenza. Sinceramente sono un po' contraria alle dichiarazioni che sto sentendo, che dopo 20 anni, dopo 18 anni non si può arrivare non è vero. alla verità, perché comunque la scienza ha fatto dei passi enormi in avanti. Guardi, le dico un'altra, che domani c'è la requisitoria, quindi si sta concludendo il processo per l'omicidio di Nada Cella, quindi ecco, anche lì son passati un bel po' di anni, quindi Garlasco è è molto impressionante come no, scusate, stavamo parlando di Sara Gabbinoscio, ma mi è venuto in mente Garlasco contemporaneamente, perché anche quello è una riapertura dopo tanto tempo, dopo una sentenza passata in giudicato. Barbara, dunque tornando appunto, tu che similitudini, certo la storia di Serena è emblematica anche perché, cioè lì voglio dire, se ci sono stati davvero i depistaggi, e credo di sì, ricordiamo insomma gli ordini di servizio poi non partiti, insomma tanta roba, questa cosa del diario, il telefonino, la porta della caserma che viene, è anche vero che uno dice: "Ma perché non l'han buttata sta porta, se la son tenuta, l'han spostata da un'altra parte?" Vabbè, quello perché può capitare che l'assassino, se non è proprio Sherlock Holmes, non ce la fa. Ecco Barbara, quali sono secondo te le similitudini e le differenze tra le 2 storie? Beh, guarda, c'è un aspetto importante che è entrambi sono 2 piccoli paesi, 2 piccole località comunque, e quindi sai, quando si parla di piccole località è facile, no, a livello sociale anche iniziare a contaminare un po' quello che c'è. Poi io credo che sin da subito ci siamo innamorati di una tesi e si è attenzionato sicuramente, come abbiamo visto anche con Carmine Belli, le persone sbagliate. Per fortuna ancora per Serena
tutto è da ridecidere, da decidere soprattutto, Mm. e io mi auguro che la verità venga a galla. Di là sappiamo che i riflettori si sono puntati su un'unica persona ed è quella che sta scontando una pena, la sua pena, insomma la pena che gli è stata inflitta dalla Cassazione e con una sentenza andata in giudicato. Abbiamo visto soprattutto i tanti errori su Garlasco, ne hanno contati più di 63, stanno venendo a galla, veramente che non possiamo più dire che sono errori, ma anche qui potremmo parlare di Sì. depistaggi, quindi queste due vicende Mhm. diciamo che si assommano. E le vittime stesse abbiamo due ragazze, sicuramente Serena più giovane, però entrambe due ragazze integerrime, due ragazze che comunque volevano portare avanti la loro verità. Sappiamo che Chiara ha fatto anche delle ricerche Sì. significative e importanti, ma lo stesso Serena, no? Voleva comunque denunciare, diciamo così, questo aspetto della droga che girava nel suo paese, e per cui questo ci racconta anche proprio dell'integrità delle persone stesse. E poi si affiancano chiaramente tante figure molto dubbie, molto particolari in entrambi i casi. Quello che emerge chiaramente è qualcosa di, per certi aspetti anche ti indigna, no? Perché ti rendi conto che molte volte la verità, che è l'unica cosa dal mio punto di vista che non ha una data di scadenza, e anche dopo 50 anni noi dobbiamo cercare quella verità laddove possibile, sia comunque significativo cercarla sempre. Oggi noi abbiamo in Garlasco tantissime cose, siamo in fase di incidente probatorio, abbiamo sicuramente la modalità di fare le vecchie indagini che daranno dal mio punto di vista qualcosa di significativo, ma allo stesso tempo lo vediamo anche in quello che attualmente con l'appello bis c'è anche nel caso di Serena Mollicore. Come hai detto tu in apertura, 60 persone che sono chiamate a testimoniare è veramente molto, è un numero significativo, quindi loro hanno sicuramente qualcosa di importante da portare avanti, insomma, per poter comunque vedere ad ampio raggio anche la vicenda di Serena. Io credo che entrambe le vicende ci debbano insegnare tantissimo, poi l'avvocato è sicuramente molto più preparato di me dal punto di vista giuridico, ma è importante comunque sviscerare queste situazioni ad ampio raggio. Come hai detto tu, una dacella, insomma, ci ricordiamo di quel caso, adesso andiamo, voglio dire, il processo si è concluso, sappiamo anche la fatica, perché Delfina Pesce, la criminologa, ha fatto Sì. un lavoro poderoso per portare avanti comunque la riapertura del caso. Ecco, io credo che questo, quello a cui stiamo assistendo oggi, è uno spaccato importante che ci deve far ricredere davvero nella giustizia, soprattutto in certe procure che vogliono vederci chiaro, come la procura di Pavia e la procura di Brescia. E nel vostro caso invece la procura di Roma, cioè no, o Cassino, chi è Assolutamente. che è tornato? Eh, Cassino. Cassino, ho conosciuto giusto la procuratrice che mi sembra che è donna, no? Quella che si sta occupando. Sì, questo è un processo al femminile. Sì, l'ho conosciuta in un evento, devo dire la verità. Ovviamente non abbiamo parlato di questo perché lei ovviamente non ne poteva parlare, però mi ha detto che sarebbe stata lei ad occuparsi. L'ho conosciuta quando era? Maggio. Sì, ma la procuratore di Cassino, la procuratrice di Cassino ha avuto una grandissima onestà intellettuale, perché lei aveva firmato il provvedimento di archiviazione, ma quando ha avuto Vedi? elementi che le hanno fatto dubitare ha avuto anche il coraggio di proseguire le indagini, e secondo me non molti avrebbero avuto È vero. questa determinazione, questa forza. Poi un altro elemento che mi ha colpito di similitudine, però credo che Sì? questo sia anche ricorrente in altre vicende, è il tentativo di sporcare la memoria delle vittime. Ah sì. Perché a un certo punto ricordo che di aver visto delle mail che Chiara aveva una relazione, quindi tutta una storia anche sul fratello con Serena, il fatto che hanno gettato il corpo in una discarica frequentata da tossici, da prostitute. Certo, lì l'han fatto apposta. Sì. Quello è proprio uno staging. Sì. Sono elementi molto brutti in Sì. questi procedimenti. Sì, Alla si fine diceva che lei si faceva gli spinelli, no? Dicevano in giro. sì, alla fine le vittime dovrebbero essere Sì. prese da male. Sì, sì. Ecco Barbara, parliamo un po' di Chiara. Che idea ti sei fatta tu di Chiara Poggi? Beh, guarda, io credo che Chiara fosse una ragazza
molto combattiva, una ragazza che aveva una grande interiorità, una grande etica. Io credo che lei l'abbiamo visto anche dalle ricerche che ha fatto, insomma anche dai documenti che lei aveva raccolto in questa chiavetta. Lei sicuramente era a conoscenza di qualcosa e voleva sicuramente andare a vedere che cosa ci fosse, insomma, all'interno di quello. Forse si è spinta un po' troppo, secondo me, e ha toccato delle corde che sicuramente hanno disturbato Qualcuno. qualcuno, e lì è successo purtroppo questo dramma infinito. Mm. E poi sappiamo, insomma, la vicenda, ne parliamo spessissimo, d'altra parte si sono concentrati poi in un'unica direzione, si sono innamorati di quella tesi e lì hanno cucito un abito sartoriale veramente perfetto si fa per dire, insomma, anche perché sappiamo che è stato un processo indiziario, ma anche, voglio dire, la condanna in Cassazione del 2015 si regge soltanto su indizi, non c'è la pistola fumante, non c'è una prova certa. Non c'è il movente, nemmeno. Esatto, e non c'è soprattutto il movente. Ecco, Alberto, che cosa ci puoi dire di Alberto? Intanto nel rapporto tra di loro abbiamo trovato, cioè i dati sul loro rapporto sono assolutamente di due fidanzati che si volevano bene, però non era un rapporto tossico, ecco, diciamo morboso, stavano abbastanza ognuno per i fatti propri, lui concentrato sulla sua tesi per laurearsi, lei concentrata sul suo lavoro, poi si vedevano nel weekend, si facevano le coccole quando non c'erano i genitori, però io non ho notato, soprattutto nei messaggi che si sono scambiati fino al giorno prima, questa morbosità o questa tossicità che avrebbe potuto giustificare, no, un atto del genere. E i genitori, tra l'altro, soprattutto anche la mamma di Chiara, l'ha sempre difeso inizialmente, prima poi di cambiare idea, quando poi insomma è stato arrestato, però possiamo anche comprendere il motivo, insomma, un genitore alla fine. Spiegacelo tu, Barbara, ecco, queste posizioni, Sì. la posizione, cioè spiegaci Alberto come lo vedi, come vedi i genitori, la situazione, insomma, l'atteggiamento dei genitori di Chiara, e anche un po' poi dopo parliamo di Sempio, di Andrea Sempio. Guarda, io credo che ad Alberto sia stato dato un'etichetta, il bocconiano dagli occhi di ghiaccio e il biondino dagli occhi di ghiaccio, e credo che questa etichetta lui purtroppo se l'è portata addosso, e abbiamo visto anche quando si è riaperto questo caso, insomma, queste indagini, ancora viene comunque appellato così. Io ritengo, come hai detto tu, che era una coppia di ragazzi giovani che stavano insieme da 4 anni, Chiara si era laureata, lui si sarebbe dovuto laureare di lì a breve, tant'è che avrebbe dovuto consegnare la tesi qualche giorno dopo, il 13 di agosto, per cui erano 2 ragazzi che stavano progettando il futuro. Io credo che Alberto sia una persona estremamente riservata, e forse il fatto che è così riservato ha dato fastidio, perché ci si aspettava forse un comportamento completamente diverso. C'è una intervista molto bella che io cito sempre, che è stata fatta da Matrix nel 2010, Sì, quando Alberto gli viene chiesto della sua relazione. Lui dice delle cose secondo me che sono fondamentali. Lui dice: ma io volevo bene a Chiara, tutti questo se lo dimenticano, e si dimenticano che lei era la mia fidanzata e noi avevamo dei progetti insieme, stavamo progettando anche dopo la mia laurea di trasferirci a vivere a Milano e di progettare la nostra vita. Io con lei ho dei ricordi molto belli. Per me parlare di Chiara a tutti non è così che funziona, cioè io il mio dolore l'ho sempre tenuto dentro di me e lo vivo con i miei familiari più stretti. Ecco, io credo che questo sia una cosa bellissima, di grande rispetto purtroppo per quello che è accaduto, e soprattutto anche di grande rispetto per il proprio vissuto relazionale con questa Aspetta Barbara, è arrivato un anni. messaggio. Ah sì, lo sapevo che arrivava questo messaggio, perché comunque è di qualcuno che forse non conosce bene gli atti, non lo so. Comunque dice: andate a vedere quanti buchi neri aveva, altro che siti porno, feticismo e altre belle cose. Allora vorrei ricordare, cioè ricordiamolo perché a livello processuale, Assolutamente sì. ecco, che perché io ho intervistato peraltro il perito che allora aveva fatto la perizia sul computer, che poi aveva trovato la prova, insomma, dell'alibi, no, cioè che lui stava lavorando alla tesi, che m'ha detto: "Guarda che i video che ho trovato di porno che dicono, cioè sì, niente di eccezionale, cioè cose normalissime, anzi anche un po' ridicole", mi hanno detto così.
Tant'è vero che poi ha acceso un faro invece sulle ricerche che qualcuno a casa di Chiara faceva su quel computer quando lei non c'era, tipo sesso preteen, preadolescenti, Garlasco. E non era Chiara e non era Alberto. Stasi poi è stato, mi sembra, sempre grazie a questi periti, è stato alla fine assolto dall'accusa di Assolutamente sì. scambio di materiale pedopornografico. Però comunque c'è chi continua a sostenere che ci fosse questa attenzione ossessiva al sesso. Ecco, ti chiedo, seppure ci fosse stata questa attenzione ossessiva al sesso, come questa potrebbe aver portato poi all'omicidio, se è Beh, possibile? guarda, c'è una cosa che almeno per quello che è emerso, che loro comunque anche condividevano un'intimità e anche a volte hanno filmato questa intimità. Noi sappiamo che sono stati ritrovati anche nel computer di Chiara, Sì. quindi questo ci racconta una cosa molto importante, che questi due giovani avevano un'intimità molto intensa, molto profonda e condividevano anche la loro intimità a secondo di quello che comunque era il loro, per così dire, anche la loro curiosità, no? Di sperimentare di intimità in maniera diversa, e io non ci trovo nulla di che. Poi rispetto al fatto di guardare o andare a vedere anche delle immagini pornografiche, io credo che su questo non si possa descrivere o declinare comunque un disturbo, anche perché si è parlato tanto, no, di parafilia eccetera eccetera. Beh, sostanzialmente dobbiamo comprendere bene che cosa dice il DSM-5, anche perché l'inquadramento di parafilia è quando tu attraverso quel disturbo vai a nuocere l'altro, e quindi in quel momento diventa qualcosa di estremamente disturbante per l'altra persona e può comunque essere a danno dell'altro, ma in questo caso assolutamente no. Cioè lui usufruiva, voglio dire, per la sua a volte anche curiosità, cioè mi viene da pensare lo usufruiva, punto e basta, ma questo non può essere andato, non può avere inciso nel loro rapporto. Sì, più che altro perché considerando che non so se avvocato ricorda che comunque non era risultata, cioè non era risultato che Chiara avesse aperto quella famosa cartella la sera prima, perché chiaro. avevano solo lavorato alla tesi, quindi comunque a livello probatorio non c'è questo, cioè io vedo di più, insomma, invece questi video che giravano, che si sono scambiati, che non avevano la password, almeno così, insomma, ho fatto ultimamente un articolo perché ho parlato con i periti, e di questi video 2 sono spariti. Non è che per caso è qui il movente, avvocato? Probabilmente, se non sappiamo il contenuto di questi video, io penso che il delitto di Garlasco sia ancora nel pieno delle indagini. Credo che la procura abbia un quadro ben delineato da seguire e che lo stia seguendo, però bisogna naturalmente aspettare quelli che saranno gli esiti, anche perché a volte capita che vedendolo esternamente uno magari si faccia delle idee sulla base delle proprie esperienze che poi non coincidono con quello che è successo effettivamente. Sì. Però sicuramente ci saranno dei risvolti importanti. Sì, Barbara, quindi questo movente alla fine è proprio il grande convitato di pietra di questo caso. Beh, guarda, io rispetto al movente mi sono anche un po', diciamo così, presa la licenza di pensare, no, in maniera molto astratta a quello che potrebbe essere, perché ho avuto Certo. modo di vedere anche le immagini Certo. dell'autopsia, quindi quelle immagini secondo me ci raccontano molto e secondo me ci raccontano altro, ci raccontano sicuramente di tanto odio verso questa persona, perché è stata attinta soprattutto nella parte cranica, e sappiamo anche come, insomma, in maniera c'è la professoressa Regimenti che parla addirittura di tortura, per cui c'è il professor Bacco che ci ha detto delle cose veramente molto interessanti, e io in questa mia narrazione che mi sono fatta chiaramente molto astratta, pensando all'idea dell'odio, ho pensato: se una persona prova odio e rancore verso l'altra, molto probabilmente non è una cosa nata nel qui e ora, quindi non è una cosa immediata, ma è qualcosa che arriva da un po' lontano, quindi molto probabilmente
astrattamente immagino che possa esserci qualcosa che è sedimentato nel tempo e che poi si è slatentizzato in un momento e ha portato a questo. E sicuramente, ripeto, quelle immagini ci raccontano veramente tanto, e credo che da lì e da altre cose è importante anche non soltanto partire, ma fare un'attenta riflessione. Poi ripeto, il professor Bacco, come la professoressa Regiminti, anche il professor Fineschi ci hanno detto comunque cose importanti, e credo che questo ci stimola anche nel poter ricercare un possibile movente. Ecco, visto che ci troviamo, insomma, abbiamo comunque un indagato, parecchio attenzionato, perché, cioè, ci sarebbe comunque adesso c'è un incidente probatorio che si conclude il 18 dicembre, ma, quello che filtra da ambienti, insomma, scientifici, è che bene o male, quell'Y, quel aplotipo maschile, sulle unghie di Chiara alla fine, potrebbe proprio essere appartenente a Sempio. O io stessa ho fatto un'intervista alla consulente, di parte di Sempio, Marina Baldi, che, Mh-mh. insomma poi la vedrete sul mio canale anche la Zia in giallo, magari una volta la invitiamo qui, e lei parla non parla del fatto che non è, dice che potrebbe essere contaminazione. Esatto. Mettiamo che sia, okay. Ehm, Barbara, Sempio, tu come lo vedi, insomma, da quello che abbiamo potuto sentire di lui, da come abbiamo visto che parla, dalle sue da tutte queste site, dalle intercettazioni, ehm, che Guarda, ci tipo sono è? 2 cose che a me incuriosiscono Eh, molto. Poi è chiaro che per fare un profilo, tanto abbiamo quello del RACIS che è già stato depositato, per cui riusciremo a comprendere esattamente che tipo di profilo e organizzazione di personalità ha Andrea Sempio. Però ci sono 2 aspetti che mi hanno incuriosito. La prima è che lui riesce a controllare molto bene le sue emozioni, veramente molto bene, ha un mh, grande controllo delle emozioni, e sappiamo che a volte le persone che controllano così bene le emozioni poi a volte possono perdere il controllo. Però è chiaro, questo è diciamo così, in una declinazione teorica. E l'altro aspetto che mi ha tanto incuriosito sono i suoi soliloqui che li abbiamo sentiti dalle vero? varie intercettazioni, soliloqui molto particolari, Mh, perché vedi, se quando una persona è piccolina, 7-8 anni, ha l'amico immaginario, a volte si trovano a parlare da soli, però quando tutto questo accade nell'età adulta, è vero, possiamo dire vabbè, forse è in un momento di stress, ha bisogno di ripetersi delle cose, vuole focalizzare l'attenzione. sì. Sì, però è molto strana questa cosa, e generalmente quando in età adulta comunque è un atteggiamento ripetuto, vale la pena comunque farci una riflessione. L'altro aspetto però, perché ce n'è anche un terzo, il fatto che lui ha l'abitudine, come ci ha raccontato, di estrapolare alcune frasi da libri oppure dove poi incontrare delle frasi che comunque lo incuriosiscono, e questo non c'è niente di male, perché a volte No, anche io leggo un libro, mi viene in mente una frase e me la segno, però non è sì, la te la frase segni, che ma ti la segni dici in da quel macchina libro. mentre vai in giro da sola? Non lo so, io Sì, no. esatto, ma Boh, non solo è il significato che tu estrapoli, perché certe frasi, perché sì. io se estrapolo una frase da un libro piuttosto che da un social o da Mh. un'altra parte, per me ha un significato, mi rappresenta qualcosa. E noi sappiamo la frase che è comunque passata anche ovunque, che lui ha estrapolato per esempio da un libro, ci ha detto, se non ricordo male, è una frase molto significativa, cioè che lui ha fatto cose comunque quasi inimmaginabili. Quindi è particolare questa cosa. Perché questo tipo di frasi? Mh. Non il tramonto è bello Però oppure le stelle brillano. però come ci insegna anche l'avvocato Nardoni, purtroppo in Italia noi non possiamo fare il profilo psicologico dell'indagato che Esattamente. poi eventualmente diventa imputato. Noi in Italia possiamo fare le perizie, psichiatriche, però che il più delle volte in questo tipo di soggetti magari non portano a niente, perché, pensiamo a Esatto. tutte le perizie che stiamo facendo. Ieri è la notizia proprio del processo a Sara Centelli, che è una ragazza uccisa l'inverno scorso da un amico dell'amica, e ovviamente l'avvocato la prima cosa che ha fatto, cosa ha fatto? Ha chiesto la perizia psichiatrica, anche Mm. se era lucidissimo. Ehm, A me avvocato sinceramente mh, colpisce il eh, profilo del padre di Sempio. eh, Il fatto
di appuntarsi questi E della madre pure, si appuntano pratici. tutto, si conservano tutto. Sì. Sinceramente mi ha colpito questo, anche la famosa frase 20.30 30 euro, la trovo un po' illogica come... È illogica, però vi assicuro che per gli investigatori della Procura di Brescia e la Guardia di Finanza, il GICO, non sono proprio estemporanee. Ragazzi, Sicuramente, però anche questo secondo me fa parte di molto un strano. profilo di persona Sì, particolare, perché molto. se ha quel significato che gli attribuiscono gli inquirenti, io me la terrei a mente, cioè non credo che avrei bisogno di scrivere. Vabbè, però ne ha scritte anche tante altre. Allora, Sì. io direi che sempre il tempo è sempre troppo tiranno, soprattutto per parlare di Garlasco, perché però questa volta mi premeva soprattutto parlare di Serena Mollicone, di questo nuovo processo che seguiremo. Avvocato, quando è la prossima udienza? 19 di novembre. Perfetto, allora vabbè, io non potrò venire fino lì, però sicuramente ci sentiamo e ci teniamo in contatto, insomma, magari se riusciamo poi dopo a coinvolgere anche Consuelo, Maria, possiamo fare una puntata con Sicuramente. i familiari. Grazie a Barbara Fabroni. Vabbè, noi ci sentiamo Laura. presto. Mi sa che ci vedremo anche spesso su Garlasco. E vabbè, insomma, poi su tante altre cose. Grazie. E dove ti possiamo seguire, Barbara? Intanto, visto che ci troviamo, lo diciamo. Beh sì, scusami, non ho capito. Dove ti possiamo seguire? Perché Barbara nei social, questo sicuramente, poi insomma ho vari profili social, ho questo blog giornalistico e diciamo che per chi è curioso e può vedere i miei lavori mi trova facilmente. Va bene, grazie mille. Grazie a mercoledì prossimo parliamo del mostro di Firenze, ragazzi. Torniamo a parlare del mostro.